La mancanza di un governo nei pieni poteri purtroppo sta ritardando, appunto, anzi è in condizioni probabilmente di stand-by, di stallo, la trattativa sull'autonomia, sulla quale come Regione Veneto, come sempre, avevamo lavorato per bene e anche facendo una legge di oltre 60 articoli in 3 settimane. Quindi auspichiamo che arrivi un interlocutore con il quale confrontarci, con il quale appunto avere anche una trattativa che sia chiara e diretta, specialmente nei confronti dei ministeri, sia per competenze che per risorse. La trattativa per l'autonomia del Veneto non può proseguire con il governo Gentiloni, scaduto come un vasetto di yogurt dimenticato in frigo. Il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti invita i partiti a uscire dallo stallo. I cittadini si sono espressi con chiarezza, sostiene, e le condizioni per formare un esecutivo ci sono. Le indicazioni diciamo, rimarcate dai cittadini dopo le elezioni di Molise e quelle del Friuli sono chiare. L'indicazione avuta il 4 di marzo, anche in questo caso è chiara, una coalizione ha vinto. Speriamo appunto che si arrivi a sbloccare questa situazione, ripeto, soprattutto parlando da legislatore veneto, per avere un interlocutore con il quale raggiungere accordi e portare a casa l'autonomia che i veneti si aspettano. Se invece lo stallo si dimostrasse irrisolvibile, invita Ciambetti, non si perda tempo nel tornare alle urne. I veneti che hanno votato a ottobre per l'autonomia meritano risposte in tempi ragionevoli. Però deve esserci anche un cambio, una modifica magari anche piccola della legge elettorale che preveda un premio di maggioranza e che dia una certezza di avere un interlocutore chiaro e un Parlamento nella pienezza dei poteri, ma anche con un governo che sia assolutamente espressione del voto dei cittadini.